Dam, dalilam, vacarme, s'en va dans l'oubli éternel. Et Gustave, dom guardiam, dili adolilom, seram, dim dim da 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 dim da 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 dim da di dam, dim dim da 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 dim da 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 dim da di dam. Dans là sera ravi, les toits à sœur noir gris fera, clair obscur trouble de rature trouvera effet, clair obscur bordé aux peintures trouvera sans elle, clair obscur trouble de rature. If you're gonna give someone flowers, you should probably do it before they wither and die. What, the flower? Or Sophie? Ooh, dark. Sophie would approve. Hey, you said it, not me. The others are waiting for you. You're supposed to be helping with the festival. With what? Putting up 3 tables? They'll manage. You underestimate Lumiere's enthusiasm for the expedition. There's at least 5 tables. Marvelous. Have you tried throwing with your other arm instead? If you could hit the paintress directly, that would actually be useful. You know, hobbies don't always have to be useful. I'm enjoying the uselessness of today and readying my usefulness for tomorrow. And soon, we'll get to do a lot more than throw rocks. That's what all the other expeditions said. Hey, 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 you know they gave their lives to lay the trail for us, right? Yeah, I know. Sorry. Yeah. You still got a flower to give, no? Yes. Yes. Just... I'm not sure how to start. After 4 years apart, what do I say to her on the day of her gamache? You're asking me? I don't know. Sun's about to set, so be direct. Hey, Soph, been a while. Could we... Come on. You're not going to forget your flower here, are you?
Alright, let's go. I'll accompany you there. Are you ready to see her again? Yeah. Been ready. I set up these grapple shortcuts. Nice, huh? Don't tell your sister, though. I sort of borrowed the hooks from the Expedition Academy. Wish I had them when I was working as a courier. Come on, Gustav, speed up a bit. Sophie will have already gamaged by the time you've arrived. My head. Can't believe Sophie already turned 33. She looks so much younger than you. Thanks. She's popular. I'm sure she already has a necklace full of flowers. What? You look tense. Yeah, yeah. I know what you need. A little jewel. No. Come on, it'll loosen you up. You can't go and see Sophie all somber and tense. And if you win, I'll give you something you can use with your Lumina converter. All right, you're on. Yes! For those who come after. You won. Now, don't you feel better? I see your smile. All right, now, let's go find Sophie. I saw her near the red and white tree. Yeah. Oh, the plaza is lively. Why people like to celebrate the Gommage is still a mystery to me, but oh well.
red and white tree. I've always found it beautiful. I don't really understand. You and Sophie broke up so long ago. But clearly you never got over her. Why'd you wait until today to say something? It's a bit late, isn't it? Sophie's down there. Yeah, I know. Good luck. I'll be here for you if things don't go as planned. Thanks. The last few days meant everything. Can we talk? Gustav. I love you all. That's for your, if there's room. There's always room. You know, I I'm missed you. sorry that... I You missed don't need to... Okay. You go. No, you. You know how I feel? I wish things had been... You know, I often think... Another path, you know, another future. Still can't finish your sentences, can you? Yep, that hasn't changed. I missed that. I never faulted you for wanting to believe. You're fighting. To change things. I understand, just... in a different world, right? We'll break the cycle, so she can't steal anyone else's future. Stubborn people change the world. And you are the most stubborn person I know. Thank you. Walk me to the harbor? Yes. Oh, hi, Sophie. So Gustav really did come, huh? Yeah, he did. I knew he would. Has everybody already left? Yeah. Everybody's heading to the harbour. Sophie. Looks like you still have a lot of flowers left. Well, there are less and less people to buy them. I just wish you didn't have to wear one. Tiffany. I should finish cleaning up here and join everyone at the harbour. See you. See you.
can't imagine what you're going through. I'm fine. I'm fine. I've lived 33 good years. Look around. We've had our whole lives to prepare. We're all fine. Mostly. I'm not fine. You will be. The scintillating Sophie. You're as gorgeous as always. Cyril, you flatterer. Need some help with your writing again? Beautiful and perceptive, per usual. See, I'm preparing the headline for tomorrow, and who could write it better than someone who celebrates her special day today? True. So, what will the article be about? Actually, You don't know. well, You really are lazy. help me again, Sophie, please. The boss will kill me. Sure. Let me think of a headline. Expedition 33 shall be the destined journey. Headline about the expedition. It's bold. Nobody really cares about them anymore after their constant failures. But that would make a wonderful underdog story. Okay, now I'm inspired. You really are a divine being, Sophie. Don't forget to credit me. I would never. Thank you for all these times. It's always been a pleasure, my friend. Take care of yourself. Yeah. We can use that. Buonasera. Buonasera Francesco, buonasera. Marò, grazie che ci ha avvisato. Grazie Francesco. Grazie. E non c'era nessuno, non sapevo. Ci ha pure preso il titolo e non ci abbiamo pensato proprio. Vabbè, Tu l'hai provato questo, Francesco? Oh, salve signora. Sophie. Where are you? Your flowers? I didn't know about. L'ho accattato pure io, sto a 4 ore. Ah, ok, molto bello. Bene, beh, se ti piace a te Francesco. Mi fa ben sperare. Speriamo bene, dai. Do you care so little about the future of Lumiere? How can you be so selfish? I'm not selfish enough to bring others into our doomed world. I know we are not many to think like this now. And it destroyed my relationship with the person I loved the most. Now, if you'll excuse me, I'd like to spend this moment with him. Dettagli, sì.
Ah, però tutto il resto intorno, Francesco, molto piacevole. Veramente come se avessero la merda nei pantaloni. C'è un po' di movimento, però l'ambientazione è molto bella. C'è qualcosa là sopra, aspetta. Lei non so come fa. Ehi. Michael Jackson. Ehi. Adesso puoi salire davanti, così. Vai di qua a sinistra. Là. Aspetta, ma io posso saltare E comunque. hanno teste Così. gigantesche, sono palesemente malformate. Antani. Francesco, non insultare chi ha la 125 testa croma, enorme. va bene. È una malattia, Bene. Francesco, la testa elefantiaca, non essere offensivo. Allora, di qua niente. Salve. Non lo so, lei corre come se avesse però ammazzare il culo comunque. No, lascia stare la signora, No, lascia stare la no, signora. sta. Lasciala Stavo, stare. fai. No, vieni qua, Sì, lasciala vai. stare. Si è dimenticato il Ma no. Cazzato nero, Mustafa. Mi corre un po' Gustavo. Che lei davvero c'è un personaggio ricco con la schiena. Francesco, fai una clip per piacere. Salve signorina. You seem like a woman with exquisite taste. Io sto per morire. Non so per I il just momento. finished my sculpture of the legendary Esquier. Che cos'è mo sto coso? Che cos'è? This may be Che, my life's che finest bestia work, è? yet No, cosa? Not a single soul seems to È care. Pisqui. How could I make it better? Ah. Come... Allora, lui è Pisqui. No, sborro. Non è così il Non- titolo, Francesco, comunque. non è- 33 volte poi lo devi non fare, c'è Francesco. sborro Ce la ovunque nel fai? titolo. Vabbè, buon divertimento Allora- anche a te, Francesco. Magari puoi scolpire qualcosa di più inquietante, un Nevron, ad esempio. Chi Cos'è non conosce un Nevron? Nevron? Certo, raga, ma no. Ragazzi, Maybe si sculpt può Nevron. something more menacing. Fai il Nevron. Like an Evron. Vabbè. Fai il Nevron che è molto brutto e Sì. cattivo. Something that induces fear to attract attention. Esattamente quello. Brilliant. I knew you were the right person to ask. Thank you for your insight. Ok. You're most Parlo welcome. di moda in maschile. I shall get to Vabbè, work tomorrow. comunque in I Francia. see you're quindi, wearing no. flowers. What's your name? Sì. Sophie. Sophie. Molto probabile. As a thank you, Oh, I shall chisel Quindi your se name hai i onto the fiori statue. addosso fai una buonasera, brutta fine. Regan. Detto, Oh Regan, buonasera. Oh, you don't have che ti ho to. detto io? But I will. Ok. Va bene. Allora, a questo punto qua. Almeno mo arriva Regan, facciamo una bella figura e non sembra che abbiamo avuto il microfono spento per tutto il tempo. Vabbè. Regan, venivi 5 minuti fa, ti facevi le risate. Allora, visto che c'è il salto e c'è molta mobility a quanto mi pare di capire. Molta mobility, mo, non No, non me l'aspettavo più sono contento. fisico, però già che tu mi hai fatto fare un pochettino d'arrampicata per prendere una cosa in alto è un buon segno. Ho letto la chat. Esatto, un buon modo di... Allora, Regan, sto gioco sembra proprio rilassante e fatto in un certo modo. Forse ce lo godiamo. Dove? Poi... Wow. Signora? Che ha dato la testa dal bro? Ah, da Dark. Saluto? The expeditions. What a joke. La collana All ce they do l'abbiamo is leave noi. us here to die. They're just escaping. You know that Regan goal è is un to save us all, right? RPG a turni con Yes, qualche that's what my componente father told me last interattiva year. tipo schivata e C'è un parata po' nel di tempo perri, dell'avversario. attacchi a tempo da fare, eccetera, eccetera. La trama sembra molto Ah, ma ancora interessante. capi. Siamo in una specie di Parigi alternativa dove, da quello che stiamo capendo noi di trama, ci sono queste persone come noi con questa collana al collo che devono fare una spedizione e se ne devono andare. Perché se ne devono andare non lo sappiamo, dove andranno non lo sappiamo, però c'è un problema che a breve ti facciamo vedere. Non sai mai un cazzo. And here we are again. Sì, ma all'inizio giustamente mo ci stiamo presentando. We could have spent one more year together instead of wasting it away. Your father fought to offer you a better future. I have Va no bene. future. I know it and I've accepted it. We're Tu doomed. sei contraria a queste You spedizioni. never know. Vabbè, This Ma- expedition might Due be PG, raga, noi different. Ce abbiamo due. Special people. È arrivata, Yeah, right. arriviamo. Gustav, why don't you show her some of your fighting sì, skills? facci fare un bel combattimento, c'è pure Regan. Vai, Ma Mena. vai. Allora, Mena. quindi così. noi facciamo
Ok, Mira non ce l'ha spiegato prima. No. Facciamo qua, facciamo così. Salto di Lumiere! Ah! Sua madre! Sai, Proprio una prova di PS questa, Sento, non abbiamo punti abilità. Allora, Aspetta, puliamoci un attimino così di punti abilità. Li dobbiamo fare. Attacco megasonico. dobbiamo distruggerlo in un colpo solo. E ma adesso gli facciamo l'abilità perché è sovraccarico. Vai. Però dobbiamo prima recuperare un punto. A questo punto ce l'abbiamo. For those who come after. Mi sa che il palloncino è esploso. Definitivamente. E questi sono i fight. Devi andare a tempo sia in attacco che in difesa, o schivando o parando. E c'è punti abilità e punti azione da spendere con un bel sistema. Sì, è dannatamente divertente. Then, Madame, why didn't you join? Me? Senti, dateci una terra con dei mostri e fateci potenziare i personaggi. È I'm bello, perché content mette per with my forza la life. tattica più il I know what I brivido. can. Bonsoir, Gabri. Non faccio critico. Or maybe because I was afraid. Do you think Gabri, perché adesso ti chiami I should join the Pentola? expedition? My Per- friend perché? Ciel always says, Quanto sei di diametro, best. Gabri? Il either it diametro. works or it doesn't. Live your Cioè che a 17, I don't want to have 18, regrets. pentolone. when the time comes, you'll make the right decision. I'm sure. Ok. Thank you. Now I think I know. Give this to your Ok, boyfriend. dacci un My punticino father gave it to abilità me, che ci può but servire. it might be more useful for Ah, him. bottiglia o padella, perché ogni tanto cambiano, quindi c'è un po' di problema a ricordarli tutti. Quindi ci si può reclutare per le spedizioni. Ok, allora. Noi ricordiamo sempre il magico potere. Salve. Why does Manon keep saying death comes to us all? You haven't heard that before? No. Unofficial expedition motto. You never heard Lucien say it either? It's one of his favorites. I think he prefers, we're already dead, you're just catching up. C'è un'aria proprio allegra in questa cerimonia. I don't know. Kinda nice in a way. Having a deadline forces you to prioritize. It's a bit freeing Ma as we pure di Gran get closer. Banco You can really find the silver lining in everything, can't you? Potrebbe. No, it's just Solamente le donne nel fiore. things don't always work out the way we È want. stato scelto. No use getting Vorrei upset. capire You know? se questa cosa Use what we è... can, leave what we can't. Cioè, Mm, come si sceglie questa ok, cosa? allora. Come si viene scelto? Il mercato dei fiori. Le persone comprano fiori per i loro cari prima del gommage. Vabbè, mo a fine sta strada capiremo che deve succedere. Dai. Hi, Gustav. Salve. Non You're fai, back. no, pecorone Oh, did incredibile. you want to pick out a different flower? No, the one No, you ma- suggested earlier was perfect. Oh, I'm glad. These garlands are our last farewell. I want them all to feel special. I have a garland saved for you too. But it's not a farewell garland. It will be Lì a sono welcome due cose home. separate. La ghirlanda dalla collana. My friend. Ok. Cioè, Thanks. chi Va va a bene. fare il guerriero come lui e chi come i cari di questi che vengono salutati e se ne vanno. Secondo me ci sarà qualcosa che spiegherà la lore nel dettaglio. Ah, ma capito poco sto fatto. Facci questa ghirlanda signorina Regan, magari ci facesse vedere anche altro. Ah, ecco quello che c'è in giro per Parigi. Ci sono sti blocchi che non credo siano normali. You two would make a cute couple. Allora, If you say qui. so. Or maybe something already happened, huh? Oh, ci fai un ritratto. This lady truly is 250 exquisite. ml di questo. In love? Abbiamo visto quello. Not quite. No. I am only in love with her art. Solo su di più. My inspiration has been quite lacking recently. Nobody buys paintings anymore. Just because she is called the paintress doesn't mean painting is evil. Solo perché la chiamano la Your pittrice. canvas seems quite empty. E niente. I need Oh, inspiration. là. But Non you, bisogna mettere- I can see you're in love.
With this fine gentleman, I suppose. Ah, si sta menando, come si dice a Stoccarda. That is of vabbè. no consequence in the matters of love. But it is this passion I so fiercely desire in my painting. I know. How about showing me a dance of love and sorrow? I am also the Lui è il official pittore painter ufficiale of the dell'opera, eh? Will you help me? If you inspire me, you may become the main painting of Lumiere's Vabbè, un minigioco, un'attività secondaria, butta dentro, vai. Sì, sì, vai, assolutamente. You may start. Here, gorgeous lady, take this paintbrush and show me your wrath. Okay, I guess. Mina il quadro. Dodge your lady's beautiful Ma moves. ah, deve schivare. That was Fatto che ha fatto un splendid. rally One di... more time. Sublime. One last time. Ma come danza, non so. Questo, sì, così sì. That was splendid. I was so enthralled that I completed the painting in an instant. Minchia, complimenti. Don't know. Vabbè, cioè, subito, rapido, vabbè. Vabbè. Mica a casa. It is I Faccio who dov'è? should thank you. It was a moving dance. Ci dai un altro punticino extra che appena possiamo potenziare i personaggi veniamo più forte, grazie. I feel it wasn't that impressive, but okay. Love will always be impressive. Also, take Va bene, this Nicholas. as a gesture of appreciation. I see your not boyfriend is an Suo expeditioner. non ragazzo è un esploratore. Ok, la classe. Ritocco si può consumare per ridistribuire i punti attributo o i punti che poi non ci ha fatto vedere. Un menu noi non ce l'abbiamo ancora, Sometimes quindi I feel sorry for her. Who? The paintress? Look at her. She looks aspetta, c'era sad. la ragazza che suonava di qua. Maybe she's a prisoner too. Stuck in the same cycle with us. Silly, huh? Only you could choose empathy at a moment like this. Pensavo fosse un It's one ambiente of the few choices I can make. interagibile, invece no. Ok, di qua penso che non c'è niente. You don't have to. Regen, non lo sappiamo. Non lo sappiamo proprio. C'è tutta sta melmazza in giro e non si capisce il perché. Regan, diciamo la verità, se la Francia fosse davvero così bella... Non si può passare dall'altro lato. Andiamo al limite se c'è qualcosa qua sopra. Noi abbiamo iniziato il gioco con lui che è andato a portare una rosa a lei che mancava da 4 anni, non sappiamo per quale motivo, e da lì abbiamo scoperto che chi indossa queste collane di fiori deve partire per questa spedizione. Per fare cosa non si sa, ma visto come è messo sto mondo, qualche problema serio ce l'hanno. Maxine, you're drunk. Plot twist, None of you lei ever è come più back. robotica di lui. You go and you take our resources and you waste Ma it lei, on a pittrice, la pittrice è l'entità super cattiva della situazione. She kills us. You should go home. Where's your daughter? Where do you think? Mourning her mother on the anniversary of her death. Then maybe Okay. you should be with her. I can't look at her. She's just another reminder that nothing we do matters. Nothing. We hope and we persevere and still they die. They all die and we can't stop it. We can't save them. We bring another generation into this world just so they can watch us die before they're even old enough to understand why. That's why we're going. We can save them. With our Lumina tech. The Paintress... The Paintress? What? What's a scrawny shit like you gonna do to the Ma chi è Paintress, questa eh? pittrice? We're already dead. Cattivona super più. Scusate che fa come riuscì di fare disegni tele e Maxine. ammazza la gente. Forget it.
Bon voyage. Va bene, mi sono perso un attimo un paio delle cose perché stavo cercando un attimo di capire, ma... Allora, di qua non c'è niente. Normalissimo. Non c'è niente. Vabbè. Per monnezza. Sopra. Io sono curioso di vedere come partono, che cosa usate per partire Allora, ci sono le ballerine. Andiamo a vedere le ballerine. Salve. Ragazzi, che cazzo state facendo? Ma è normale sta roba? Aren't you enjoying the show? The show's great, but etching chroma onto your skin. Oh, brutal. Troppi termini, però non mi sto I'll stick to perdendo. painting pictos on my machines. I'm not cuckoo enough to put them on my body. Quindi questi picto, una volta dipinti, attivano The delle expeditions rely abilità. on them quite heavily. Su qualcosa che proviene da quella melma lì. Comunque il gioco si basa sulla pittura, sostanzialmente pittura, disegno, a pittrice, pitto. Effettivamente sì, sì. Ma da picture, poi non so se è una derivazione. Allora, il mondo è messo così. Poi vedi, noi sappiamo questo non credo sia normale. C'è un 34 lì in fondo. È vero, è un portale. E c'è una barca. In quale senso poi che sta scritto 34? Non lo so. Ok, le persone, la pittrice si sveglierà presto. Questo è il purgatorio. Forse col fatto del ciclo che dice ogni 33 anno, 33esimo anno la pittrice arriva e stermina tutti e tu devi lasciare degli eredi in modo Che che non, sì, che non faccia in modo che lei esca o entri da quel punto. No, Sono d'accordo con te. la pittrice. Dici tu. Siamo d'accordo con voi, ragazzi, però dobbiamo capire un attimo come la fermiamo. Ok, mi confondo un pochino con i tasti. Troppi giochi diversi. Allora, sono qui per mostrare solidarietà a chi indossa i Ma quindi fiori. forse allora sono sacrifici. Sì, perché alcuni non... vengono cancellate. No, avevo intuito anche io questa cosa qua, però sto cercando di capire il senso della perché, cioè la che cos'è là in che richiede un Che poi che sacrificio cos'è là in anche. fondo? Il gommaggio, che cazzo vorrei? Sì, andiamo al porto. Andiamo al porto. Ragazzi, mi chiudete una sigaretta? Grazie. Questo mo è cutscene grossa e mo quasi capisce qualcosa. Ragazzi. Gustav! What? Here. Sophie asked us to bring you your coat. No. We sewed up the sleeves so you don't have to keep rolling it up. You guys know how to sew? Sophie helped us. Turns out it's not that hard. You really should have done this ages ago. You did this? Gentlemen, that was supposed to be between us, yeah? I wanted to do something. Vicino a Ortona pure così. Ah, non sapevo, Raiden. Quindi avete qualcosa sulla distanza con un numero segnato e dovete andare lì, se no qualcuno muore. Non penso sia facile vivere così, però minchia. Ogni giorno uscì al tuo numero, raga. Lo sai, no? Ok, ci fate capire adesso. What? I know that face. You mean a lot to them. I can tell. Yeah, they mean a lot to me too. Legacy can take many forms, right? Yeah, You told me that. right. Why? I wanted to see you wearing it. Oh, you like uniforms now? Ok, divisa super più 33. Ecco qua. This too is
Ok, a posto. In a way. Ah, ecco, ora vediamo anche It's il yours della too. sua Ok, allora, cosa comportano tutto questo? Dai. Oh, ecco qua. Bravi ragazzi. Hanno limonato? No, però si sono presi la mano, dai. Non lo so perso. Ah, sì, da giù, bello il braccio, mi piace il eh? braccio. Bello stile. Non so, l'avevo scelto anche un Oh, allora. Eccoci qua. Ah, ma è enorme. Che cosa? È gigantesca. Questa è la pittrice. Eccola qua, ok. Quindi un punto alla rovescia. Aia. Sono divisi in gruppi ed è stato chiamato il gruppo 33. Che sono loro. Tutti Ah no, Gianma è l'opposto, gli aspetta. altri sono stati cancellati. No, chi ha la collana resta in vita, ma tutti gli altri spariscono tipo Thanos. Non esisti più, puffete. Ti salvano i fiori. No, quello poco di fiori. Sono morti tutti allora. A noi ci stanno perdendo qualcosa, serve un libro con le informazioni. Tipo legge. Ah no, ecco, chi ha i fiori se ne va. Aspetta. Mi sto facendo se lei so qui. È bello sto messaggio. Sì. Però stanno morendo tutti uguali. Mi piace questo diagramma. Pure chi non ha i fiori, quindi mo la variante che fa morire qualcuno, qual è? Oh, no, ho schiattato anche lei. Aspetta, mo va anche lei. Ma andate da un'altra parte. C'è una gigantona che si sveglia ogni tanto, passa la mano là vicino, cambia il numero e tutto il resto delle persone muoiono. A un certo punto si arriva a 0 e poi si riparte da capo. Non so se si accicli proprio in quel senso là. Ok, voi come avete intenzione di combattere questa cosa? Che cosa possiamo fare? Come si decide? Cioè al compimento dell'età? Vabbè, penso che mo pian piano ci iniziano Che a non mi sta andare. incuriosendo la cosa, voglio info.
Lei aveva 33 anni, non penso sia un caso, onestamente. Forse è l'età delle persone che se ne devono andare? E noi quanto hanno da meno? Non lo so, non Possibile, abbiamo neanche un menù. 32. No, sì, è più grande, Gustav. Che ne fa? C'ha la faccia di uno più grande. Allora, finora va bene il gioco, va bene. Hai passato il prologo. Non è brutto. No, mi piace. Ok, adesso... Visualmente è tanta roba, almeno visivo è tanta roba. No, ma sta andando pure bello fluido, non sta dando problemi. Sai, vorresti vedere altro. Allora, adesso... Tutti morti? There you are. Salve Not hard ragazzi. from us, you know. Like I said, mourning's best done with friends. What? It is. Grieving alone's the worst. Ok, questi i primi membri del party. Poi i prossimi a morire pure, Mi danno un po' di Sante, loro, No, no. Non so, la divisa, No, sono i primi che ci ha fatto vedere, sono i nostri colleghi, compagni d'arma. Allora, c'è un po' di roba da capire comunque. Mamma mia. 5 tables this year. You see that? Told you we'd beat the 34s. Lo dicevo che avremmo battuto i Even Mael showed 34. up and she hates these things. Basta volere. Wanna go take a look? I don't. Maybe later. I'll catch up. I'm okay. I'm okay. You go. Ho solo morto l'amore della mia vita, ragazzi, non vi preoccupate, tutto a posto. Tutto sereno. There's an Allora, excess of wine again. Thank you, sister, for her generosity. Oh, and try to enjoy yourself. Don't drink alone, you weirdo. Yeah, right. Enjoy myself. allora, c'è stata la spedizione. Cosa possiamo sapere? Allora, È una biblioteca. gettone festival per ottenere premi. Vinciamo dei premi. Possibilmente Let's potenzialmente. at least check on Mael and my apprentices. Penso sia qua. Un gioco. Salve. Hey, Gustav. Check out the new pictos I made. Looks a bit rough. You sure it works? I've been working on this for months. It's my personal masterpiece. Your personal masterpiece seems a little... It's Ah, dead no. useful. Trust me. Ok, Cici, facci provare. Give it a whirl. Sure, why not? Great. I'll trade it for 1 token. Aspetta. Not a chance. Your loss. Tanto ci possiamo ancora parlare con te. Signorina, salve. Possiamo fare solo Hey, una Amandine. cosa. Having fun? Oh, hey, handsome. Perfect timing. I'm styling everyone before we ship out. Gotta look sharp when we hit the paintress, eh? Certainly important. Can you style me up too? On it. Just che bring me a token cacchio. first. Allora, gettoni attualmente in possesso uno, magari riusciamo a trovare anche gli sì. altri. Tu che cosa fai, madame? Allora, Hello un there, attimo. Gustav. Perhaps one of these artifacts may prove useful to your mission. Ok. Colette, you've been holding out on us. What are these? Relics from before the fracture, passed down through the generations. The Allora, council di deemed them generazione in trinkets, but I think generazione. otherwise. That's kind of you to share. I may not be able to join the expedition, but I'd still like to help. 1 token is all I ask. Signori, un momento, fate se ne fa qualcuno. I should have known. Allora, aspetta. I Signorina, need to think about aspetti un attimo. Aspetti un attimo, parliamo un pochino in giro. Gustav, just the man I wanted to see. Antoine, dacci un gettone. Sì, Well, it's my sì. last chance, isn't it? After tomorrow, Sì. you'll be the undisputed expert on expedition history. That's tomorrow. What about today? Vai, Who am I to sono debate? pronto. Fire away. How many years ago was the fracture? You're kidding. This is your question. Yes. When did our world break apart and our luminous city get thrown into the middle Ah, of the quindi ocean? la città è in mezzo all'oceano. When was the fracture?
magia. Oggi 33 anni fa. No, 100 anni fa. 100 years ago. Really, Gustav? I gave you such an easy question. Vabbè, mo ci dà un po' di lore allora. Ma perché? Allora, aspetta. How many? You're kidding. Yes. 33 years ago. Really, Gustav? No, 67. Ah, forza. You're kidding. This Allora, Che numero preciso? 67. 67 years ago. Brilliant. 67. I can see. Hai ragione. You are the undisputed expert on Lumiere. Solo per dire gli anni siamo il massimo esperto. Vabbè, What are you talking grazie mille. Every child knows this. Zitto The che hai monolith is sbagliato 2 essentially a volte. reverse Zitto. count, counting down since the fracture happened in year 100. Ah, ok, perfetto. Allora sì, erano 100, ma ne sono passati 67. Allora, perfetto. Ok, quindi è successa sta cosa qua. Sta facendo sto conto alla rovescia fino ad arrivare a 0. E nel frattempo ogni volta che scende di un numero alcune persone spariscono completamente. Forse essendo noi 33, se non riusciamo a vincere in questa moriremmo lo stesso anche noi. Forse fa tipo una specie di competizione una volta all'anno. Cercate di vincere. È stata presa tutta la città, è stata messa da parte in un universo alternativo, una cosa del genere. Devono lottare per la sopravvivenza. Which was the first expedition to depart for the continent? Quale fu la prima? È stata la spedizione 100. Certo. È stato un conto alla rovescia. Expedition 100. Are you even trying? It's Allora però giovanotto, scusami. Spedizione 99. Expedition 99. Are you even trying? No, da 0. Da 0. Sì, ma perché lei sapeva che Expedition sarebbe Zero. sparita? E appunto Regan c'è una qualche divisione Ok. che loro sanno che in quel momento tocca a loro andare a morire. E la pittrice da Ok. Lumiere will be long gone before the monolith hits zero. Alright, Oh, se indovini la risposta ti darò un gettone. Ok. What is a lumina? Allora, cos'è un lumina? Un'abilità che si interiorizza utilizzando un picto in battaglia dopo un certo numero di volte. Un tipo speciale di arma, il marchio di profumi esclusivo di Lumiere, che non penso sia usato. Indovinavo. Abilities you internalize by using a Pictos in battle after enough times. Well done, well done. Ovvio. Cioè, ovvio. Una cosa abbiamo letto e fortunatamente l'avevamo un attimino capito. I mean, I created the Lumina converters. Ah, l'ha fatto lui il convertitore di Lumina, perfetto. Vale, maestro. I hereby officially end our feud. With your departure, Quindi non c'è proprio possibilità di vincere. Cioè tutti partono col presupposto che noi moriamo, punto. È perché da tanto tempo che lo stanno facendo e nessuno ci è mai riuscito. Che vuoi pensare? Che è impossibile. Un gettone. Sì, ma ce l'ha detto prima, ce l'ha Avevo detto. detto che lo regalavo. Allora, magari riusciamo a prenderne anche un altro. Oh, Carte. No way. balatro. Everyone knows you cheat. that's just what sore losers say. Come now. You're going to be a little cautious mouse with the paintress too. Enorme. Cautious is good. Ok. Keeps you alive. We're expeditioners. Era grafico veramente avuto paura che stessi giocando. No, Setti, bel titolozzo qua, Money's Ma not sì, good out vabbè. there anyway. Why are you trying to fleece me? Because winning's fun. Sto a posto, senti, ci stiamo azzeccando un attimo a No, capire la trama. c'ha una bella trama sto gioco. Come drink with me. I'm pacing myself tonight. Dai, dateci i gettoni che ci servono. It's our last night. Who knows when we'll be back? Poi almeno lui I like that veramente you say chissà when quando. and not if. Esatto, bravo. What can I say? I'm an optimist. Lui muore, Or an idiot. sicuro. Seba, no. Stai già condannando. Questo muore. Questo muore. Bambino, dacci il gettone. Bambino ha il gettone. So cool. Bambino, tira fuori il gettone. Bambino. Fortissimo nei venti. Ma perché? Come è andata la giornata? Va bene normale. Abbastanza bene. Abbastanza bene. Aspetta, oggi non è che va avanti la quest, se vuole lei la riparte la quest. Andiamo indietro. Fa fare le cose così. Allora, vediamo di qua se c'è qualcun altro con cui parlare. Qua, di qua, No, ok, di ma già qua. ricordata Rob che è quella Tu? Just finished calibrating the Lumina converter. We can launch test runs as soon as we land. Perfect. Hey, Ok. does Lune seem preoccupied to you? She's been distant Ha lately. detto a posto setti oggi. Well, it's Lune. This feels different. I haven't noticed anything, but you know her better.
Have you talked to her? Nah, she doesn't like people prying. I've known her since we were 6. She hates personal questions. Ah, right. You were both apprenticed to her parents. Yeah. Let's just say they ran a tight Come ha detto Francesco, come se avesse la cacca nei pantaloni. Si impegna proprio a correre. Ready for tomorrow? Circa. Been ready. What about you? Heard you were elected Commander 32. Congrats. Che l'anno successivo, nel periodo successivo alla prossima spedizione, lui è il capo. Ma se lui mo sta I've andando already pure claimed the poco. Lan's office. It's got a nicer view then, right? Perché adesso è un soldato semplice della 33 promosso a generale nella 32. A view of the Paintress. Se muore non è più un generale. Ho capito? Illusioni. Se falliamo. Il protagonista sembra mio zio rumeno. Ma sono francesi però, senti. C'è un dato geografico che non combacia. Misto a Bambini, è dateci vero, il gettone. Cosa di Robert Pattinson? Questo Lo stavo sì. pensando pure io dall'inizio. Questo è vero. L'ho detto meglio che non dico la caccia al gettone. Però sono uguali. Senti, complimenti, vuol dire il tuo zio è un bel Attenzione. uomo comunque. For your field notes. So when you come back, you can tell us Questi everything. sono appunti. Bambino, bambini siete bravissimi. Vedi, non bisogna dare i calci ai bambini. Questo mo... effettivamente bambini, tra Journals from the l'altro, è other strano expeditions. un gioco Make dove sure you devono save avere them dei for bambini. us. I shall faithfully Questo record è tutta la all mia our bellezza. adventures, Senti, tu sei every bellissimo strange and infatti. wondrous thing. Setti è. Punto. Nevron, ancora. Ancora I sti can do Nevron, that. ragazzi. And in return, do you solemnly promise to take care of the shield dome while I'm gone? I'm entrusting you with the safety of Luminaire. Quindi la città c'ha una barriera attorno. Ora devi vedere sto Nevron però, cioè, mi ha fatto Adrian? incuriosire. I'll use Siamo a everything you un'ora a taught nominare il us, Monsieur Nevron. G. Un'ora fa. I should check on Maya. She's probably alone. I'll use everything you... Come lo carichiamo adesso? Ci abbiamo neanche... Vabbè, Oh, aspetta. Oh, fermi, menu, fermi. È apparso il menu. Allora, diario. Possiamo trovare i diari delle vecchie spedizioni. Ci sono fino all'84. Allora, noi mo esplorando le zone, che è un campo di battaglia, troveremo i dati di chi ha fatto le vecchie spedizioni e magari potremmo cercare di capire Perché qualcosa. proprio alla 84 si vede? Allora, mo siamo entrati in questa situazione qua, quindi un pochettino, capito? Panoramica del personaggio. Ok. Possiamo cambiare l'arma, i picto e le abilità. Selezionando uno slot lume, armadio per l'equipaggiamento. Vabbè, c'è pure la ok. personalizzazione del PC, ci sta. Va bene. Picto c'è qualcosa? Vedo questo. Oh, mettila sul letto, mettila sul letto. Da questo menu è possibile vedere l'elenco dei picto disponibili. I picto equipaggiati sono mostrati qui. Ogni personaggio può equipaggiare fino a 3 picto per volta. Un picto non può essere equipaggiato a 2 personaggi contemporaneamente. Ok. Picto. Dopo aver vinto 4 battaglie con un picto equipaggiato sarà padroneggiato. Come Ogni comandi di picto ha un Kingdom effetto Hearts. passivo, unico chiamato Lumina. Una volta padroneggiato un picto è possibile attivare il suo Lumina senza equipaggiare il picto. Sì, è proprio come i comandi del Kingdom Hearts, quello là con Ventus e compagnia. Gioco, ma veramente ci vogliamo fare del male allora? Quindi Sì. maxi la cosa e te la sblocca perennemente senza averla più equipaggiata. No, ma se davvero vogliamo farci del male io sono pienamente d'accordo, Quanto costa il gioco? Non lo so. Domani lo compro. Tristan Maronna mi fe. Is that the final spot? It's amazing you triangulated Poi Expedition lei Zero's triangola. landing site. Quindi spedizione 0 giustamente Extrapolated ci from saranno the tanti dati importanti. was 67 years ago. Ah, ok, ti sei basata sui dati, no, perché se c'avevi quasi più di 70 anni e c'è un... E il passaggio cambia. Devo iniziare a Thanks. tullare da mo'. It's a good Reagan, strategy. questa è una 10-10, per me. They're the only lo dico. expedition with any survivors, and they made it È to l'unica spedizione con dei sopravvissuti. Ok. Monolito. Assuming the record's correct, my calculations Mamma are mia. correct, that they left clear markers, that the road conditions haven't changed, that... You need a drink. Go away, Gustav.
Va bene, ok. Veramente tosto. Con voi ci abbiamo parlato, con voi no. Oh, comandante. Salve. Alan. Bravo No, Alan. anche qui. You talked. Yeah, yeah. Where's your daughter? Leona's upset. Doesn't want to see me. Shit. It's okay. She doesn't need to understand, as long as she gets to live. Yeah. I'm counting on you. No pressure, huh? Oh no. Lots of pressure. Capitano, non è che c'avete un You and gettone. Lune and your Lumina tech, that's our edge. Adesso vuoi regalare? Thanks. Capitano, ce ne manca uno. Everyone has a role. Lucien, Tristan. Ma poi tutte Catherine, voci suave, and sono you. francesi, Sì. Reagan, voglio fare. No, rilassanti però. E poi toccare in inglese, io francese non ce ne ammazzo. Però, Tomorrow comes, my friend. comunque da quando ho Doesn't finito it di programmare tutte le cose che non ho più un cazzo da fare, purtroppo qui ci ho guardato ancora un bel po'. There's other survivors out there. Senti, però smanetta un po' per imparare cose nuove We've nel seen caso, signs. se vuoi fare ancora queste cose qua. But not impossible. Magari qualche plugin, qualcosa di nuovo che puoi integrare nel motore. Maybe if they have shield domes. Magari ti viene Qualche addon esterno, sì, magari da un'aggiunta ti viene da modificare pure quello e ti viene fuori qualcosa We di were lucky the nuovo. fracture dropped us out here. Bought us time to get our defenses up. I don't know. People are resourceful. And everyone's Ancora con Sinebron. Quindi teoricamente, I'm betting on human se la ingenuity. frattura ha fatto spawnare pezzi di terra random nel mondo, vuol dire che c'è magari altra gente da qualche Allora. altra parte del mondo. Quindi o non c'è la terza moneta o No, ce ne adesso sono oggi non è soltanto due. possibile. Abbiamo parlato con Mi tutti. sto innervosendo. Con te Tre già abbiamo fai- parlato. Allora, qui dietro non c'è niente. No, ragazzi, non è possibile. Hai ragione. Con te- These all yours. You gonna lecture me on drinking? No, aspetta, con te non ci avevamo ancora Ma parlato. cose nuove. Just calculating how much it'll hurt to catch up. Con You can calma, start now. con calma. Here, let's have a toast to Sophie, who was always unapologetically Sophie, my fierce and loving friend. To Soph. Seriously though, this is gonna hurt tomorrow. Tomorrow comes, but it ain't here yet. Sober's better than deathly hungover. No, not for that. Ah, Go have some drinks. E neanche lei c'ha il gettone. Allora, con voi ci abbiamo parlato. Con voi ci abbiamo parlato. Con voi. Hey. Vabbè, Hey, yourself? capito che You salterò tantissimo durante Wanna talk tutta about la run. yeah. Actually, no. That's okay. What about you? You say goodbye to Derek? Oh, that was over ages ago. Oh, sorry. Eh, I really thought you guys would work out. it's for the best. I need full focus on the expedition and our team. Yeah. We're all we have. Calma, si è girata un attimo un pochettino. Ha avuto un attimo un problema. Un abbraccio. Keep your sweat to Un yourself. gettone vogliamo. Bring Gustav a glass of wine. Who exactly are you talking to? They cut servers from the budget years ago. Ah, the ultimate indignity. A farewell party where we serve ourselves. There's I'm betting you've got another bottle stashed in your coat somewhere. You gonna share? You wound me. But yes, in fact, I do have it. Always be Nel prepared. dubbio. Or was it? Always bring backup. Same difference. Right. And I am prepared. Prepared to live. And prepared to die. You're such an idiot. Vabbè, lui è pronto in ogni Hey, caso. hey. We've got your Lumina converter, yeah? I Sì, believe. ce l'hai I'm una ready moneta per for my piacere. Lumina. Yeah, well, we've only tested it here. Who knows what we'll meet on the main continent? We'll need more field testing once we land. Don't worry, buddy. I've got you covered. Great. Thanks, buddy. Sì, questo muore. Allora, noi li Allora, abbiamo faccio presi una prova. tutti. Francesco, se ci senti che c'è tenuto in sottofondo, ci puoi dire se c'è una terza moneta o stiamo perdendo tempo? Grazie.
Lui ci provo, niente casi che ci sente. Ogni tanto lo fa. Allora, iniziamo a prenderne comunque due. Allora, che cosa vogliamo fare però così? Allora, ti posso dire io come la sto vedendo sta scena? Dimmi. Mo sarà una cosa che vi sembrerà una stronzata, però immaginate Kingdom Hearts. Sì. Selezione iniziale, scegli uno di questi tre. Sì. Però c'è già 2 monete. C'è 2 monete. Dove ti vuoi potenziare? Magia, attacchi fisici. Allora ti fa cambiare i capelli, ha detto. Allora lei attacchi fisici o qualcosa del genere. Sono vari potenziamenti di qualcosa. Devo fare magia e l'oggettino, se devo essere. Allora, lui sicuro. Sì. Sono modi. Noi li stiamo cercando i modi, ma finora uno solo. You won't regret it. Probably. Makes fucking sense. Ispezione per capire che questo picto non è utilizzabile in questo stato. Grazie mille. Mi scusi, quali sono le istruzioni? Ancora. Tu ci hai fatto il patto. Va bene. E poi prendiamo lei? Ninnolino? Sì. Welcome back. Ok. Caccia manufatto. Yes, I'm curious. Take good care of it. Vecchia chiave. Una vecchia chiave per una vecchia porta. Vecchia porta, cose importanti. Una chiave per una porta, oggi parti subito con un'esplorazione infinita, dobbiamo trovare una vecchia porta da qualche parte. Per forza. Già, ma noi già stiamo cercando una porta in un gioco, ma ci dobbiamo mettere pure un'altra porta in mezzo. Oh. La vita è una questione di porte oramai. No, Gianmarco, non c'è più nessuno, non c'è niente. Sopra non può arrivare. A tornare indietro. Vediamo un attimo indietro, non ci abbiamo provato. Diciamo che ci ferma. She's probably alone, as usual. Vabbè. Niente ragazzi, è 2 su 3. Vediamo se magari parlando con lei prima di andare avanti ti dà un'altra moneta. Scusa, moneta? I knew I'd find you. Having second thoughts about the expedition? Please. More ready to go than you are. Yeah. Bimba me ne era forte secondo me, Cazzata nera. Look, I know we've been over this, but as your guardian, I need to say this one more time. Noi siamo il suo tutore. The rest of us only have a year left, but you've got 9 good years before your Gamage. You don't need to leave yet. It's a lot to risk. 1 year out there is better than 9 years in here. Ho capito? Forse ce ne abbiamo 32 allora se ci resta un solo anno da vivere. If anyone should stay, it's you. Sì. You have friends and family who want you here. So do you. No, I don't. Emma thinks of you as family. Lumia is not my home. Not the way it is for you. Besides, this way I can keep an eye on you forever. Right. Because she needs eyes everywhere. Shush. You're lucky you have a sister who cares. Doubly lucky, since now I have 2. Alright, enough chit-chat. Ok, ti sfido a duello. Vai, veniamoci. Old man. In segno di pace. You're pretty much the oldest man in Lumiere now, no? Come on. Ok. This time I'm not messing around. Sì, assolutamente. Tu sei il Riku iniziale che ti fa da allenamento. Allora, iniziamo a prendere un spunticino in battaglia. Ok, posso farne 2 un attimino così. Allora, non sei in sovraccarico. Quindi sostanzialmente chi arriva al 32esimo anno, se è competente nel combattimento, deve andare a fare la spedizione. Mentre quelli che non hanno combattuto l'anno prima e che sono rimasti là perché non volevano combattere, che quindi la spedizione muore e quelli che sono rimasti da cancellati la spedizione. Quindi è una merda di vita. Ok, sto cercando di fare minchia. Minchia se fanno male. Minchia. Allora, stavo provando a fare le schivate e cose varie per i tempismi. Devo un attimo capire. Però a questo punto, scusate un attimo. Ok, no, devo capirli un attimo, però adesso perdiamo, questo è sicuro. Allora, cazzarola.
Mira non l'abbiamo proprio provato. Ok, bellino che mi Abbiamo ricordo dei colpi da poter utilizzare a turno. No, devo capire un attimo bene il tempismo. Allora, sì, facci rifare. Ricorda di provare pure Now, qualche don't get too palla, confident. Ehi, non azzarda... No, ehi. Era un Ehi. fight così. Ehi. Scopato. Per questo aveva una bella barra dell'energia. Salve. Ah, vabbè, lei è la sorella. Ah, Emma's here. Your sister's going to be looking for you. Ok, sorella, c'hai un gettone? Un pensiero. Yeah, I should go talk to her. Don't get Scusa, too ti drunk possiamo risfidare? My darling sister Ma has arrived. secondo voi potrebbe Chiedi la essere rivincita. che scalando il numero tipo da 33 a 32 il cap massimo per la vita scende a 32, quindi a 32 anni iniziamo a morire, poi 31, poi 30, invece di arrivare a 33 anni proprio. Ma tu dici che è proprio così? Scusami, mo sono E sono morti quelli con 33 anni. Mo. Però no, lui muore l'anno prossimo, però. Quindi muore a 33, poi si scende a 32. Allora è proprio così. Ok, allora ho flashato un cazzo per un altro. Quindi è una vita di Your merda luminate proprio converter totale. works better than your dueling. Ecco, c'è se ci Eh sì, no, quello sì, all'inizio sì, per carità. No, mi ero perso il cazzo. Potenzialmente. For those who come after. Un'altra decina d'anni massimo per poter challengare sta cosa, ma se già non la fanno No. ma dire delle bocche allucinanti Sì, sta tipa sì. comunque. Però lo sto un attimo riuscendo a capire. Bravo cazzo. Bravo cazzo. Ben ferri. I guess this will do. Sbagliato il tempo, però vaffanculo. Vaffanculo. Ah, eccola, non riuscivo a vedere l'esplosione. Dammi il gettone. Congratulations, you beat a teenager. Caccia il gettone. Token is your well-deserved prize. Caccialo il gettone. No. Un barile qui che rotola. Lei non deve vedere che siamo stati in acqua. Sì, senti, è tipo quella, però a differenza di Riku in Kingdom Hearts, questa tira delle boffe allucinanti. Allora, facci il nuovo taglio, vediamo pure che cos'è qui. Anche se mi piace il suo stile. Cosa offre? Bravo. Offre troppo. Abbiamo sbloccato qualcosa per il guardaroba. Looking very fine indeed. You're done. Allora, a questo punto se ne facciamo inventario. Non le tirava sicuramente, ma era più gestibile Riku in combat free roaming rispetto a sta stronza. Almeno per me. Eccolo qua, ok. Gustav è tornato. Grazie, molto carini, però no. Quindi poi non se adesso. te la puoi riequipaggiare, vuol dire che tu impari a fare la cosa, prendi la Allora, una delle abilità per fare il cavo spedizioniero qua è comunque imparare a farti i capelli mentre sei nel continente. This is the definition of a force quest. My brothers Dai, are usually fateci partire. Fateci partire. You and I both know the political complexities that necessitate the expedition. It's vital for morale, but it's a bloodless guillotine is what it is. You should put that in your speech. Very motivating. They might just find a guillotine for you too. There are so many things Ah, you devo can vedere pure il fatto là. It'll have a real impact. forse non penso che partecipasse a sta cosa, sinceramente. Però sarebbe figo morire con l'onore. A quel punto let me do my part out there and win us a chance to live. We're never going to see each other again. Ah, lei proprio ci ha condannato. Solo quelli scelti possono andare fuori, no? Just Gli take altri care devono of my essere owl, città, okay? muti. Can't believe you're letting her go with you. Me? Allora.
We're her guardians, not her jailers. She really wants off this island. Don't you have a speech to give? You mean the one you so Bambini kindly wrote vengono for me? affidati probabilmente anche dove c'è uno, un cacciatore, chiamiamolo così, per essere allenati. I just... Anyway. Yeah, time for my speech. Sì, abbiamo fatto tutto il fattibile. Facci andare. Parla, tipa. Vai, facci fare di tutto. La mezzanotte di Gloria. Oh, attenzione. Pure. Bella, la torre Eiffel storta. Cioè, non è che da la casa francese. Allora. Vai, all'avventura. L'abbiamo fatto. Questo 2 ore, ma ce l'abbiamo fatto. Expeditioners. The Sword of Lumiere. We honor your dedication. We do not take for granted that you dedicate your final year of life to keeping hope alive for all of Lumiere. Some of you are leaving to change the world. Others to discover the secrets of our universe. Some to protect loved ones. Others to find meaning in our all too short lives. As you sail into the unknown, know that Lumiere stands with you. When you battle the Paintress, know that Lumiere fights with you. Andiamo. Let the stones of her monolith crumble. Let her body lie at the end of the world. Unable to paint another death, let the stars no longer be hidden by her oppressive silhouette. Let the world once again watch the sun rise without the shadow of her cursed figure. May the wind of renewal take you to the ends of the earth. Ciao, padre. Tomorrow comes. Thanks to you. Expedition 33. Allora, fino a mo' l'acquolina me l'ha proprio messa bella stuzzicante. Devo shoppare, Così. Mo secondo me ci saranno delle altre belle cose. Che mo vediamo come il gioco si spera. In un certo modo. Allora, per modificare la difficoltà in qualunque momento, lo dici a tua sorella. Va bene, nessun problema. Allora, siamo arrivati nel luogo infernale, nel luogo della morte. E già non partiamo bene. Allora. Abbiamo capito, andate. Dai che mo escono i Nevron. Facci vedere un Ma tu sei il generale supersonico. Ma era la cinese nel gruppo là. Ammazzano la tipa. Sarà il super generale che sta qui tutto il tempo. C'è uno dei buoni. Uno dei pochi sopravvissuti. O sei il cattivo? Get ready. Non è Pezzi e buono. pezzi e me. Ok. No. Le persone che spariscono come fiori? You're old. Sì, effettivamente. How did you survive the Gomage?
Which expedition are you from? È uno della prima spedizione, però è diventato cattivo. Perché? Perché? È già andata una merda sta spedizione. Ragazzi, a merda proprio. No, la cinese, proteggete la tipa pecora. Sì, Perché non vogliono impedire che sta cosa si risolva? Come on, we need to go! Quello minimo. 60 anni là. Sì, ma difatti fa parte delle prime spedizioni. Da un bel po' prima. Però dovrebbe aiutarli a risolvere il problema se è sopravvissuto. Non dire parolacce. Non dite parolacce, ragazzi. Regroup at the rally point. The Indigo Tree. Cos'è l'Indigo Tree? Nebron? Ma noi dove cazzo ci abbiamo qua con la spadina e cose varie? Dove? Che cosa facciamo? Questo così. Identico. Ma secondo me è una tech demo, mo finisce il gioco con queste premesse, eccolo qua. Ma che cazzo c'è qua? Questo è proprio un Nebron, ragazzi. Già. Che stava a fare? Lo voleva ciucciare? Come on, move! Fucking snap out! Morto. Ti detto io, quella era Ma che cazzo c'è in questo gioco? Scappa! Vai avanti! Un'altra volta è tornato! Questo attacco fa male. Aglia. Cioè, ma morti. Ma fa spedizione 32. Atto 1. Sei morto. Gustav. No, pensavo dovessi confermare per andare avanti, invece ho messo in pausa. Vabbè. Cioè, non si può dire altro sicuro di cazzi. Allora. C'è del sangue. E beh. C'è tanto sangue. Siamo arrivati da 5 minuti. Sì, ma non siamo durati niente. Ci hanno instabusciato. Sei cattivo. Oh, quanto elementare. Sei cattivo. Che quindi spero avere. Oi, c'è Tonso, buonanotte. Ma no, c'è. Ok, noi mo adesso cosa facciamo da soli in questo posto infernale, senza energie, senza alleati, senza niente? Più che altro ci hanno dato per morti, non hanno controllato i cattivi chi era vivo e chi era morto. No. Vabbè. Cazzi loro adesso. Oggi io penso che il grande signore anziano con bastone rompe anche. Uno dei nemici finali, non proprio il nemico finale, quello grosso. Diciamo, a dire proprio io. Vabbè, poi dopo gli restituiamo il favore. Che sta succedendo? Dai, sì, davanti a noi. No, problema. Dai. A posto? No, Hai preso? Allora, noi andiamo nella foresta. Vabbè, bel posto. Adesso sembra un bel posto. Così, che bel posto. Radure fiorite. Allora, zona livello 1. Tutto bello. C'era scritto pure zona livello 1, non ci ho fatto caso. No. Ah, ok. Guarda, pure fiorite. Oh, aspetta. 180 croma. Fai un po' là sopra, vedi? Ah, che No. sali forzoso. Oggi qua c'è il grande segreto, oggi. Vai di là.
Guarda che ci fai salire, tu Non l'hai ci va, pensato. non ci va, non ci va, non ci va. Allora, cosa strana, brutta, grossa. E a sto punto di qua andiamo nel villaggio fatato. Il primo nemico tra quanto? No, non appena esci da qua. Ecco qua, stato della spedizione. Puoi controllare lo stato della spedizione e usare un elisir di croma per recuperare salute senza interrompere l'esplorazione. Stato della spedizione. Lo stato della spedizione indica il nome dell'area, l'obiettivo attuale, comandi dell'esplorazione. E anche la salute attuale della spedizione e il numero di elisir di croma a Quindi vuol disposizione. dire che come persona Se la spedizione è ridotta male, puoi usare un elisir di croma per guarire completamente tutti i membri. Questi elisir si ricaricano presso le bandiere delle spedizioni. Tieni premuto Y per usare un elisir di croma. Ragazzi, dobbiamo fare anche le pause perché sennò ci scassano il culo. Per forza. Va bene, gioco. Se ci vuoi dare questo, noi perché dobbiamo dire di no? Allora, a me basta che mettono un sistema di piccola basetta con elementi da potenziare. Probabile. Allora, gira bene. Abbiamo trovato un bene, piacevole passatempo. Ecco qua, fai la tua base. Subito. Fallo, fai la tua base. Fammela fare qua, è un bello spiazzale grosso, dai. Lo stavo morendo di infarto, ma che base deve fare? Magari si può generare un campo da quel coso. Una botta che sta Oh, questo è un falò. No, questo è un qualcosa che si muove. Questo non è Ebro. Questo non è Ebro. No, ho cazzato nero. Sostanzialmente è un ammasso di energia. Ok, però la spada, abbiamo il Keyblade. Abbiamo spada anime. Sì, sì. Molto figo, sì, mi piace. Ok, salve. Salve. Magari uno dei... Mira libera. I colpi di mira libera sono un ottimo modo per centrare i nemici in volo e il punto debole del nemico. Prova a mirare. Quindi a questo punto spari qui. Sperare colpi costa un punto azione. Mira il punto debole dell'ansia per infliggere danni aumentati. Premi RT per sparare. L'ansia lì. Giustamente glielo puoi rompere solo una volta. Oh, Regen, buonanotte anche a te, bello. Oi Regen, buonanotte. No, e tu gli fai un attacco soltanto. E mo vai di botte no. Vabbè, c'è da capire. Non possiamo ancora farlo. Succhiolo. Ragazzi, scusami tanto. Sei il primo, non possiamo fare brutta figura già con te. Spero se avessi dentro la neve. No. Ok, così alleggerite anche il motore di gioco e non ci sono i cadaveri a terra. Vabbè. Quindi anche queste bestie sono opera della pittrice. Beh, è tutta opera della pittrice, anche quello. Io sapere la lore della pittrice. Allora. Io già mi immagino il discorso della pittrice alla fine del gioco che ti fa questo è un male necessario e tu devi subire. Può essere. Ok, o magari premi per usare il rampino. Allora, finora. No, panchina. No, ma non possiamo farci niente. Ma qui comunque possiamo mettere il menu rapido. Questo è il menu rapido e questo è il menu spedizione. Allora volevo vedere un attimo diario. Qua ancora non abbiamo trovato niente. Picto qui, giustamente quello non lo possiamo ancora equipaggiare. Aspetta, mi era uscito. No, ok. Allora salve.
Premi X per arrampicarti. Ok, c'è anche un po' di climbing facile e veloce. Sì. Aspetta, forse potevo... Non parlo. Ah, no, pensavo c'era una scena, no, un punto che potevo Ah, esaminare. no, ma sono carcasse. Sì. Molte carcasse. In pietra. Vecchia spedizione. Qui sono tipo pietre. Oh. Ma se tutti questi sono morti, noi a dove ci abbiamo da soli in questo contesto? Scopriamo oggi. Magari muori entro nei prossimi 10 minuti. Non penso che il titolo duri così poco. Sarebbe divertente. No, è che mi sta piacendo, vorrei durasse il giusto. C'è la Red Smoke. Poppy Playtime? No. Sì. Niente. Stava succedendo. Stava proprio succedendo. È successa qualcosa. Stavi andando. È successo qualcosa. Vabbè. Dovete di farmi la clip di sta cosa. Oh, attenzione. Allora, la base qui non la vorrei. Un pochettino macabra come situazione. Tutti morti anche sospesi. 36. No, 33. Ok. Ma li hanno privati, cioè sono diventati gusci vuoti. Che cazzo gli hanno fatto? C'è qualche faccia Non li hanno cancellati. No, è quello il fatto. Ma Questi diventano sono tipo diventati gli parte alberossi. dell'ecosistema. No, sì, che vuol dire sta roba, mo? Bro, però questa cosa indica alcune fatture. In che senso? Cioè, se la pittrice ha bisogno dei loro corpi per... Ma questa era amica? Sì. 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 Impalata proprio. Branco di sedie comunque. Mi sembra di capire che comunque anche la pittrice... dici tu a questo punto. Finiamo il gioco? È finito? Può stare. Comunque non sono pistole classiche. You do that. We both die. Ehi? È lei? Mia moglie? Ok, tu sei viva. Mia moglie è viva. Ok. Hey. Ma non era troppo bello per non farlo scattare di Non la sta lasciando. Possibile. Wake up, Gustav. Lune. The others. I know. We're the only ones left. You don't get to die. It's just a matter of time before we're already dead. Look around, look. This is not a foregone conclusion. When one falls, we continue. Continuo io con te. Get up. Tutta la vita in questo posto mi sembra una prospettiva di vita troppo lunga, Giamma. This is not the place. No. Fermati, salvate. Sta arrivando il mostro grosso. Dai, facciamo il fight in due o mi fai fare al... Oh, che cazzo c'è? The converter seems intact. It's about time we test it in real conditions. Stavo su. Non penso ti faccia effetto, Giamma. Chiami con una chiave inglese. No! Mamma, da stronzo. Non... Concentrati, vai, lotta. Dai. Lui facciamo fuori il mostrone. Ok. Sono tipo allora. Sembrano sia il nome base della razza, come le ombre in persona. Allora, c'è un punto debole qui, quindi prenditi questa botta. Allora, poi qua giustamente niente, c'è un attacchino normale. Allora, tu che cosa fai? Macchie di luna. Lei genera macchie elementali, le sue abilità consumano anche macchie specifiche per migliorarne gli effetti. Ci sono 5 tipi di macchie, quindi ci sono gli elementi: ghiaccio, fuoco, fulmine, terra e luce.
Le macchie di luce possono essere consumate al posto delle altre macchie, passando da un elemento all'altro per sfruttare al massimo le tue abilità. Voto. Quindi tu fai abilità e fai generazione di macchie. Le abilità iniziali di Lune sono lancia di gelo e immolazione. Lancia di gelo è un'abilità di tipo ghiaccio che genera una macchia di ghiaccio e una macchia di luce. Usa lancia di gelo per generare macchie. Il Portier è debole contro il ghiaccio e ha subito il 50% di danni in più da lancia di gelo. La maggior parte dei nemici ha affinità elementali, debolezza, resistenza, annullamento e assorbimento. Mi ricorda qualcosa Gianmarco, ma così, va bene. Va bene. E c'era qualcosa a destra un attimino così. Rallentamento è un depotenziamento che riduce la velocità del personaggio del 25%. Quindi in coda, toccazzi tuoi. A voi. Alcuni nemici possono attaccare l'intera spedizione in una volta. Premi RB per parare e sferrare un contrattacco della spedizione. Devi solo parare. Ok, quindi in base alla telecamera o come attacca. Se fai la parata perfetta gli fai comunque il contrattacco, quello là bello. Allora. Giustamente c'ha due porte enormi in mano, si chiama porti. Allora, Lune ora ha una macchia di ghiaccio e una macchia di luce. Immolazione consumerà la macchia di ghiaccio di Lune per infliggere danni aumentati. Verranno consumate macchie di luce se non sono disponibili macchie elementali corrispondenti. Usa immolazione per infliggere bruciatura al nemico. Danni di tipo fuoco ridotti che applicano 3 istanze di bruciatura. Un colpo. Applica altre 2 istanze. Consuma per danni aumentati. Bruciatore è un effetto di stato che infligge danni all'inizio del turno del personaggio. È possibile che vengano applicate più istanze di bruciatura, aumentando i danni da bruciatura sentiti. Pensavo di aver parato in tempo, invece no. Vabbè. Vabbè che tu mo sei morto. Vai un attimo a terra e via. Abbiamo preso forse qualcosa, elusione o un letto in alto a sinistra. We did it, Gustav. Let's see if your invention lives up to its reputation, shall we? Che fai, che fai? It really works. Così. Per fare i punti esperienza devi farmare anime come in un Souls. Come on. There might be other survivors at the Indigo Tree. Quindi tu prendendotelo tu nella cosa non lo elimina, non viene eliminato dalla pittrice, no, aspetta, c'è un mondo da esplorare, Gianmarco. Allora, nuovo picto. Ecco qua, puoi selezionare dei picto per aumentare le statistiche dei personaggi. Con picto di livello superiore vi saranno statistiche migliori. Conferiscono anche effetti passivi chiamati Lumina. Ogni personaggio può imparare Lumina associate a ciascun picto. I Lumina possono essere equipaggiati dal menu Lumina. Apri il menu. Adesso abbiamo 2 PG. Quindi facciamo mostra la pagina di Gustavo. Abbiamo elusione, ottieni un punto azione per ogni schivata perfetta, una volta per turno. Ok. Inizia a mettere. Ecco qua. E dopo 5 fight, comunque noi ce l'abbiamo. La passiva fissa. Allora, i Lumina sono effetti passivi attivabili dopo aver padroneggiato il relativo picto. Ok, quindi giustamente l'abilità presa da qua. La quantità di punti Lumina disponibili è mostrati qui e non li puoi equipaggiare tutti, perché sennò. Quindi me ne fai trovare tanti allora, se mi limiti dall'utilizzo. Sì. Allora, questo comunque dobbiamo prima masterarla per mettercela attiva, tanto al momento ce l'abbiamo comunque attivata l'abilità. Qui possiamo switchare personaggio. Tutti sempre molto morti. Qui non c'è niente. Un scacato in mano. Gianmarco, dai. Alleata, alleata. È mia moglie. Allora. Non effetto sulle battaglie, vai. Ah, lei plana. Cioè plana, trasla. Ah, ok, va proprio avanti così lei. Va bene.
Allora c'è un bel ruscello. Cosa sta volando? No, in realtà no. Ma perché? Perché la banana dovrebbe essere una cosa che proprio non poi a terra, lei invece è un volo dritto. Sta levitando. Vabbè, levitando. Ti abbassi in automatico. Meno male, Ok, bene, quindi però dobbiamo vedere dei punti bassi dove passare. Tutti i cazzo di buchi, oggi. Bandiera delle spedizioni. Durante il viaggio troverai bandiere delle spedizioni piantate dalle spedizioni precedenti. Presso le bandiere delle spedizioni potrai curarti, ricaricare gli oggetti, imparare nuove abilità e decidere come usare i punti attributi dei personaggi. Questi ultimi ottengono un punto abilità e 3 punti attributo a ogni livello. Allora Gianna, te la butto così. Quindi tu mo gioco, a me Vincenzo, sai cosa stai facendo credere? Che tu hai preso un RPG, JRPG. Hai preso alcune tematiche, alcune modalità di un Souls-like, mettiamola così. Hai detto, facciamo, uniamoli in qualche modo ed è uscito questo. Sì. Allora, quindi noi se esaminiamo qua possiamo riposo, migliore attributi, imparabilità. Allora, migliore attributi. Allora, potenza, perché dobbiamo anche iniziare a darci un attimino sotto. Difesa per ridurci un pochettino i danni. Un po' di fortuna perché ci vuole del culo per vincere in tutta questa situazione qua. Ok. Potenza, fortuna. Tu. Allora, tu sei agile. Sei vitale. E tu scali in C su fortuna. Ok, imparabilità. Eccoci qua. Allora, benissimo. Andiamo, mettiamo sempre sopra, giustamente. Allora, assegnabilità. Queste sono quelle due che già abbiamo. E giustamente ci servono i punti per sbloccare queste qua. Recupero, frantumazione, ok. Riposo, ci fulliamo un attimino. Ecco qua. Ci abbiamo anche l'elisir. Quindi mo ci fai menare spesso e abbondantemente? Sì, sì, grazie gioco. Premere B per attaccare prima tu il nemico e gli dai il vantaggio. Sì, Ok, va bene. Salve. Ah, adesso iniziate ad apparire a 2. Va bene. Che schiva Gianmarco, che schiva. Che schiva Gianmarco. Aspetta. Non c'hai il picco. Prendo altro cranio e faccio. Sì, attacco semplice. Allora. Attenzione. Cose, prese cose. Lanceram. Nuove armi. Scala C su vitalità e B su agilità. Aspetta un attimo. Gustavo Frinzi. Solo a lui la 39, 52. Dico, solo per lui. Sì. Sì, perché lei usa Ognuno il c'ha Lunerim. l'arma. Ok. Bella. Allora, non c'è una descrizione più approfondita delle armi per un po' di lore? Premi Y. No, è mostra descrizione da solo No, questo. Allora, già abbiamo trovato un piccolo potenziale. Si può usare l'accampamento per migliorare. Oh, ma giustamente, se come ho detto. Gioco di merda. Devo comprarlo domani, capito? Spendo altri. Sono Nice. 2 giorni che hanno 100 euro di Nice, ha detto anche lui. Nice. Va bene. A posto. Poi oggi ho giocato 30 minuti a Oblivion. Com'è andata? Ben 30 minuti, così prima di rendermi conto che erano le 9 meno un quarto, ancora dovevo mangiare. 30 minuti. Attento. Ho finito il tutorial e ho fatto vai, Nuovo esplora il mondo. picto, bruciatura critica.
Certo che ne facciamo buon uso. Aspetta. Aspetta, eccolo qua. No. Allora, bruciatura critica. No, questo va in combo. Oddio, in realtà la possono usare entrambi. Se lei brucia e critta lui, oppure fa tutto lei. Ma a questo punto, visto che ne abbiamo dato già uno a lui, riteniamo un pochettino. Quindi lei non muore. Pensi, dove sei? Pippo mio, vieni qua, fermati un attimo. Ragazzi, eccoci qua, abbiamo anche la spada nuova. Vediamo un attimo. Ok, lei anche spara comunque. Get ready. No, è cazzarola. Cazzarola. Sì. Oh, poi ho fatto doppio. Prima lo finta e poi lo prende. Allora, aspetta. Devo togliermi uno da mezzo. Così uno ce lo togliamo da mezzo, lui è morto per la bruciatura e via. Allora però dobbiamo usare mo la puoi curare perché torna 1 HP come il nostro gioco JRPG di Saturn. Quindi già non abbiamo più cose varie e dobbiamo trovare fiaschette. Fantazio tornano a 1, su persona al cazzo che tornavano a 1, erano oh, attenzione. La catalizzatore, va bene. La pietra di forgiatura sostanzialmente, no zio? Vabbè, buono. The indigo tree is not too far from here. If anyone else made it, they'll regroup there. Yeah. Per interagire con la corda, ok, però aspetta, esaminiamo prima l'aria. Che senso interagire con la corda? Vogliamo porre... No, non penso. Poniamo fine. Però che prima stava tentando di spararsi, ma non credo. Ah, tanta luce. Quindi comunque in questa zona dove c'è la signorina pittrice Signa, cioè c'erano comunque delle abitazioni. The indigo tree's over there. Poi ora hanno detto che l'ultima spedizione, quella che è andata meglio, sono riusciti ad arrivare a intaccare il monolite. Aspetta, di là si va avanti. Una tintura energetica. No, non ho capito, scusami. A rossa scritto che distruggendo il monolite vinciamo. La cosa lo credenze di popolo, gente del paese che ne parla. Gianmarco, non lo so. Mi ci sono mai trovato in una situazione del genere, quindi... Ok, la luce riflette bene. Cioè proprio... L'animazione mi piace, molto figa. Ho fatto molto bene. Vedi un po' lo sfondo? Gianmarco, è bello. Oh, e tu sei troppo vicino alla bandiera però. Buono, si può farmare. Allora, possiamo fare anche il viaggio rapido. A sto punto non frega niente riposare, così ci fulliamo. Ci abbiamo altri 3 punti attributi da mettere. Facciamo un po' di vitalità. Un altro po' di difesa visto le legnate che danno. No, un altro po' di potenza. Te invece mettiamo difesa. Difesa che sale a 7, così ne prendi un pochettino di meno di danni. E un altro a fortuna. Ok. Allora, imparabilità. Eccoli qua, possiamo sbloccare. Applica potenza a 1 a 3 alleati, aumentando i danni che infliggono per 3 turni. Conferisce 2 cariche elettriche.
Oppure infligge danni di tipo fulmine ridotti a un solo bersaglio, un colpo. Aumenta danno col fuoco. E con tutto quello che c'hai. E possiamo metterci... Ah no, aspetta. Per slot. E mettiamo questo qua. Ok, e ci siamo potenziati entrambi. Ma a questo punto c'è anche lei che può... giustamente lei c'ha tutto il ramo suo delle abilità. Tuonifragio. Infligge danni di tipo fulmine medi ai nemici. Casuali. Sollevamento terrestre. Infligge danni di tipo terra ridotti a tutti i nemici. Così tuonifragio. Insomma, è talmente bello che non puoi metterlo. Ok, fatto. Ehi tu, ehi, vieni qua. Vieni qua. Vieni qua. Vieni qua. Andiamo proprio là, un attimino, un paio di cose. Allora, innanzitutto, ti becchi già un po' così. Poi, potenza. Andiamo a te. Ok, quindi tu a questo punto con i fragio servono 5 punti abilità, quindi no, aspetta, ci prendiamo il punto azione così, che lei comunque fa danni di fuoco, che è andata male ciccio. Vai col tuonifraggio. Cazzata come una fiscia! Hai preso le botte. L'ho premuto ma non in tempo, va bene. Devo fare un attimo i tempi, però pian piano sto riuscendo a prenderli al meglio. Allora non ci sono nemici. I danni della difficoltà alta si sentono. Ci piace, sì, ci piace. Ti danno delle buffe considerevoli. Sì, prendi tutto. Aspetta, prima che andiamo di là però. Vedi un attimo da controllo quanto costa questo gioco su PlayStation Store cortesemente. È un bel ricocino perché. Quanto? Se posso avevo già cercato. Ah no, appena visto che sei molto rapido. Allora ci sono 2 zone dove possiamo andare, già c'è un piccolo bivio. Lì c'è un nemico, quindi semena. Non c'è una cosa che fa capire qual è la direzione della quest. No, già, ma penso che sia dall'altro lato, dobbiamo andare all'albero Indaco, l'hanno detto. Ecco qua, il mio sentimento mi spinge qui. Ok. Ah, aspetta, ho sbagliato. Mi interessa un pazzo di palazzo. 50 euro sta sto gioco. Domani devo cosa 50 euro. Ma ve li meritate tutti dal primo all'ultimo, già finora così. 100 euro intanto io non faccio mangiare, già hanno perso, ma questo sembra un attimino. This will be useful. Vabbè, tanto questo mese mi hanno pagato praticamente dopo 2 mesi lo stipendio, quindi a questo punto. Allora, la mappa non ce l'abbiamo. Abbiamo una mappa del posto, quindi che ne potevamo andare pure dall'altro lato. Andiamo a vedere di qua che cosa c'è. Mondo molto bello. Allora, di qua possiamo solo scendere. Cosa cazzo è? Cazzo sei? Ti pusha. Che cos'è mostro? Pusha e salta. È un mimo. È un mimo. Ho fatto il muro. Ho fatto protezione, no zii? Chroma is flowing. No, non mi aspettavo il mimo francese così all'improvviso che mi facesse il muro.
No, vieni, torna poi indietro, resta fermo. Cioè, vedi? Sì, ti ho piedi scalzi, ok, niente, tutto a posto. Ah, lei? Non Sì. ci avevi fatto caso prima? No, stavo un attimo valutando Take cover. Porca troia! Cazzo si è fatto male. Oggi io sto facendo 24 a danno il shot. Dobbiamo sbloccare le cure. Con le cure... Allora, ci provo. Però tu c'hai sto cazzo di muro. Forse lo dobbiamo mandare in stagger. Sì, devo provare a parare. No, facciamo così. Un po' presto. Dai, rompi il muro. Ma si sta caricando la barra tutto. No. Mimo è un personaggio molto questa secondo me è una boss fight opzionale che abbiamo trovato prima del previsto. Sì. Che comunque la discesa portava a destra. Questa è una stradina secondaria. Lightning, strike. A parte che fa troppo male. Allora, noi perdiamo. Siamo tutti morti. L'umanità è fallita. Che cosa succede? Partiamo semplicemente da un checkpoint. Allora, io un tentativo glielo devo rifare, Gianmarco. Non succede, ma se succede, questo qua è un bel premio. Lo potresti anche evitare da qua, non ci si va oltre qua, è finita la strada. No, penso che in arena non puoi andare oltre. Guarda, è in arena proprio. Allora. Una boss fight opzionale questa qua. Vieni qua, Mimo. Mimo, vieni qui. Allora, devo capire soltanto i tempi per la difesa. Allora, aspetta. Ice shatter. A storm is coming. No, sciotta proprio, non ci siamo ancora a questa... Forse con il terzo membro. This is weak. Allora, vabbè, tanto c'è il viaggio rapido. Gianmarco. Adesso lo lasciamo qui. E lo attendi. Vabbè, signor Mimmo, lei ce la pagherà a carica, ma... c'era pure l'altra strada, vero? Così. Dove? Mo che sei salito di qua, fammi vedere sta cosa. Dice a destra? Mi pareva fosse a destra. No, che è una strada diritta, vedi, tu vai da quest'altro lato, poi di qua non c'è niente. Ah, ok, allora no. Niente, pensavo fosse una strada. Allora, di qua neanche c'è niente. Quindi a questo punto si va dall'altro lato. Oi papà! Allora, mamma mia, c'ha una bellissima atmosfera sto titolo e ci sembra davvero un gran bel gioco. Molto figo. Ci sta davvero prendendo. Allora, io faccio riposino. Migliori attributi, che abbiamo altri 3 punti a sto punto qua. Difesina. Vitalità e potenza. Anzi no, aspetta. Un po' di agilità che male non ci fa. Tu ancora niente. E l'altra stradina era di qua, però. Il primo che mi sono perso. E ne va.
Il mimo adesso è stato messo un attimo in pausa, è troppo potente per noi, però appena possibile ci torniamo. Almeno fai danni fuoco. Feel the burn. No, poco prima, ok. Ok. Allora, proviamo ad andare avanti di qua. E c'è qualcosa di grosso qui sopra, sì. Sì. Va bene. No, ma allora, quello è strano. Non è che di qua siamo messi meglio, eh. Vabbè, questa è la frattura, l'effetto della frattura ci sta. La statua è un po' più. Ok. Quindi comunque venivano qui, tentavano di abbattere il tutto e poi succedevano... Oh, i nemici volanti! Oh, cazzarola. Oh no, non abbiamo neanche tutta l'energia. Oh no. Spara in testa. Sì. Allora. I'm ready. Dobbiamo fare meno. No, coi tempi non riesco ad andare. Provate a giocarlo in cloud, non è fattibile specialmente per i... sì, devo un attimino farci l'abitudine per... diciamo l'elisir, per i tempi. Vabbè, c'è il delay per il cloud. Quindi là è peggio proprio. Però quando riesci a farli è una bella soddisfazione. Allora a questo punto salta. Allora salve, siamo quelli di prima. No, ma allora nemici in volo. Sparare è più efficace. Solo sparare così a questo principalmente, non vanno a prendere. Che non gli fa il danno. Però questi qua li dovrebbe prendere tranquillamente. Ok. I'm ready. Giocare un attimo. Ok. Ok, fa un attimo di rallenti. Sì. Tu t'attacchi al cazzo perché giustamente schivi. Ok, aspetta, fa un microsecondo proprio il rallentamento, lo fa, aspetta. Oh, energia già tutta al massimo. Vabbè. Comunque incredibile come quelli che lasciano Ubisoft sono capaci di migliorare. Capita. Forse c'è un problema di fondo allora. Capita. Allora. Non mi piace più del Ok. Allora ci sono quasi. Stiamo a toglierne uno. Cazzo, per un colpo. Ok, però uno se n'è andato. Ok. Facciamo attacco così e via. Fa pure la stessa cosa. Non c'è la difesa. La parata recuperi la parata facendo sì. Pensavo tipo sempre come in guardia, non andavo migliore Ok, sto riuscendo a caricare. Oh, Francescone, bentornato, bello. E buonasera Francesco. Stiamo molto sfiziando, Francesco. Vaffanculo. Dai, qua ci facciamo il campo base, dai. Andate un po' avanti. Beh, Francesco. Bruciatura critica. Penso che domani shopperò anche questo, veramente. Cazzo di wire. Allora. 120 giga di Oblivion, dove cazzo lo metto? Gianmarco, capita.
Che tolgo? Le cose nella vita capitano. Allora, qui c'è una corda e possiamo andare sopra. Qua possiamo sparare e mettere in prima persona. Oh, tu sei Pippo Baudo Frizzantino. Questo ne pesa 40 già. No, dico che c'ho pure altre cose, Francia, devo vedere se la Play non mi rompe il cazzo. No, Muori! Allora, questo sembra pericoloso, no, non lo dire. Proviamoci. Oh no, questo è un boss addirittura. La la. Se voi mi state carne al fuoco. Per me va bene, Francesco. Allora. Tanto mi tengo. Non abbiamo detto. Quando c'hai voglia, Francesco, me lo dice. Questo non va giù già mai. Tanto mi tengo i dati di salvataggio dove tutti mi resta. Dopo solo l'applicazione. Succhiol. I'm ready. Succhiol. Vedete la gente del borgo dei non morti in Dark Souls. Il design delle armi è fighissimo comunque, sì, pure a me piace perché molto molto vivace. All'epoca praticamente una specie di grimorio per incanalare, quindi vola a fianco. No, questo è troppo veloce. Prima ti ha fatto 6 e 34. 634 grandi. Ready to evade. No, questo l'avevo fatto bene, gioco. Dai. No, questi veloci no. Allora, aspetta. Vabbè, siamo all'inizio, però so fatti. Il mimo no. Il mimo non è cosa propria al momento. Mi pare comunque che gli altri prendano XP, vabbè, esperienza anche quando sono morti. Non ci ho fatto caso, Francesco, per ora. Allora. Il mimo mo lo devi fare, ti ha detto Francesco. No, il mimo mo non ce la faccio, aspetta, Francesco. Che se no sto qua 3 ore e non vado avanti. È fattibile. Che da cose divertenti, ho capito, Francesco, sì, però un momento. Enzo io l'ho fatto e allora Enzo l'ha fatto. Vuole un cazzo, allora stiamo sbagliando qualcosa. Vabbè, no, i tempi non li sto capendo ancora del tutto. Che sono 6 danni. Perché parando al momento giusto tu comunque glielo rompi. Ok, adesso mamma prova a guardare la punta dell'arma quando attacca perché mi fa fare perdere le spine. Ok, grazie mille papà. Però storm is coming. Feel the burn. Feel the burn. Get ready. Questa qua, ok. Queste abilità le ha usate, Francesco. Se non hai MP le devi spammare. No, l'ha usata, Francesco. Non è stato, non ti ho fatto caso. No, le sto usando appena ho la possibilità, ma voglio cercare un attimino di... No, prima. Ah, non è fatto. Ok. Sovraccarico, ecco fatto. Allora, ho 3 punti. Una bella sferetta, prendi un altro po' di fuoco, prendi fuoco. No, ho fatto doppia, cattivone, che non sei altro. Pezzi in me. Sbagliatissimo. Ok, questo pensavo di averlo preso. Allora, facciamo un altro. Vediamo prima se magari qui c'è qualcosa per ripristinarci tutta l'energia almeno. Something's disrupting the chroma around here. Be careful. Gli alberi blu niente. Però c'è un'altra stradina di qua. Sono i veri e lo devasti. Il fatto della punta dell'arma mi sta, cioè mi ha dato un bel incipit.
Domani lo aprirò. Allora, andiamo un po' qui. C'è una porta? C'è Giusta qualcosa? È veramente una fanco. Guarda che cazzo. Ok, altri percorsi da esplorare, va Someone came here bene. before and set up these handholds. Probably Expedition 69. The climbers expedition. Let us thank them for that. Ok. Altra zona. Che cosa c'è qua? È proprio uno di loro. Salve. È una MX5, però Allora, forse dovevamo andare avanti di qua per storia. È un condominio. L'arma, ma l'arma in generale, visto che a volte è nascosta dal corpo, sì. Oh no, Ma tu è sei il Ormus, boss. è Smaug. Oh no, tu sei il boss dell'aria. Oh no. Oh no, non lo fare incazzare. Questo è NPC. Why isn't it attacking us? Beh, Well, carino. it certainly attacked them. Può essere, lui non si fida, giustamente. Lui è quello della forge di Elden Ring. Che tira le fiamme. È vero, noi abbiamo preso i pezzi per potenziare l'arma, ma non ce li ha fatti ancora utilizzare. Edizione 81. Minchia. Questo è sole. Fermi. Mi scusi per la storia? Lore. Learn from the ones who came before. And lay the trail for the ones who come after. Expedition Ok. 81, René. Primo Huge documento che discovery. troviamo. This is the first Nevron with whom we've been able to communicate. It seems Ok, quindi stuck in quelli this sono i cave. Nevron. Gregoire is, as usual, deeply suspicious, but this could change our entire understanding of Nevrons and the Patriots. Cos'è successo? Ok. They communicated with a Nevron. Che lui è diverso. The dead here don't disappear like in Lumia. Their chroma stays inside their bodies. On the beach, some did disappear. He wasn't a Nevron. Something about the way Nevrons kill seems to affect our chroma. Perhaps your friend here can enlighten us. Calmo, calmo. Calmo. Molto calmo. Quindi prosciugano della luce, perciò diventano secchi. What do you mean, light? L'essenza proprio. Did you kill these people? Però parlano una lingua strana e noi lo capiamo. Sì. Sono stato dipinto per portare la luce. By the Patriots? Pittrice. Non riconosce la parola, quindi la chiamano in un altro modo loro. If we bring it light, perhaps we can learn more. I'm not sure that's a good idea. Allora, signor Cicciolo. Salve. Sì. Aiutatemi a trovare il mio sole. E possiamo... Salve. Va bene. Vuoi dire la pittrice cosa vuole che tu faccia? Ho segnato un cammino che noi dobbiamo percorrere, ma io siedo nell'oscurità. Senza luce non posso seguirla. Seguire dove? Che tipo di luce? Una luce pura. Devo portare una fiamma che illumini il cammino. Qualcosa di infiammabile? Brillare. Devo brillare. Dagli fuoco. Fuoco e passa la paura. Metti lei. Allora, aspetta. Vai Vabbè, l'attacco per ingaggiare. Ma facciamo una fiammata. ok, non cambia niente. Sparagli. Francesco, ho visto, ci Allora, ho provato. facciamo così, giusto per chiudere la serata, visto che ci sono altri due percorsi e c'è il mimo e tutto, tacci sua. Allora, ci abbiamo. La scena del bacio magari aveva senso. Fanservice. Francesco, quanto è potente l'UN qua da 1 a 20.000? Allora, imparabilità. Asiatica con piedi. Bravo. Bravo Francesco. Moglie assoluta. Ok, ci siamo messi il colpo marchiante di qua e ci mettiamo anche
3 colpi di fulmine. Cura, luce curativa. Aspetta, c'era anche prima. Metti luce. Metti luce, però consuma 2 punti di mosse terra. Quindi dobbiamo usare il sollevamento per farla. Ok. Allora, questa ce la mettiamo. Quando ci arrivate, ok. Non è asiatica. Come non è asiatica? Allora, riposino fa. Vediamo un attimo, una volta potenziati. Allora, il nemico era di qua. Il nemico era di qua. No, vai giù, bravo. Allora, non ti preoccupare che poi veniamo anche da te. Noi siamo venuti da... Allora, senti, io non ti voglio rompere i coglioni, però se ti metti in mezzo... Ti devo attaccare. Ah, c'hai anche gli amichetti, c'hai. Diceva il gesto di puoi buttare, non mi sembra che sia una cosa. Ah, ok. Ah, no. Ok. Diciamo tranquillamente. Però ma io non posso morire col danno da canna. Sto Featherfall a 5. Sono fortunatamente imbattibile. Ma se troppo dai, per il tomato a fare così però, Tu ce l'hai gli stivaletti in diamante incantati con Featherfall 5? Allora, buonanotte Francesco, se voi ci sentiamo buonanotte Francesco, sì, mo faccio l'ultima cosa qui, giusto per il memes, e spegniamo. E guardo il video di Karim, addios. È uscito un video. Ah, vabbè, c'ho cosa da vedermi mo a letto. A posto. Allora, facciamo l'elisir e ci pulliamo. This one looks dangerous. Ma vado anche io divertire. Buonanotte papà. Oi papà, buonanotte. Con questo gioco penso che lo continuiamo tranquillamente. Non so se io voglio continuare questo per oggi. C'è un canale che ho fatto già. Allora, no, ma tanto tu riuscirai ad andare più avanti di me, quindi... non so, andando per mai gioco se va bene un'ora al gioco. Allora... Ah, ok, ci sono le 2 categorie di qua e di là. Iniziamo a prendere punti. Ma questo è un buon candidato. È un buon candidato. No, è il secondo. Filippo Baudo, Frizzantino. Poi abbiamo già degli oggetti per... Niente, la cazzo di seconda abilità, mannaggia la miseria. Ah, ok, questo è stato tutto lui, potentissimo. Tempo della seconda. La seconda mi fotte. Va bene. Sei solo rimandato, amico caro, non è che... Caro amico, ti scrivo. Allora, a questo punto anche noi stacchiamo. Ragazzi, buonanotte a tutti. Lui penso ritornerà amabilmente con il cuore e con la mente. Buonanotte a tutti, a domani. Buonanotte. Fai post in cosplay di Tifa, boh. Vabbè, Matto Francesco. Ciao Francesco.